Benvenuti in Torresan Travertino Italian Creations, azienda artigiana che da oltre 30 anni si è specializzata nella lavorazione di un marmo molto particolare, il marmo travertino. L'Apis è un percorso espositivo, soprattutto emozionale, che permette ai nostri visitatori di scoprire questo travertino da tanti diversi punti di vista. Le tappe del viaggio sono diverse. Si partirà dallo studiolo per poi trasferirsi nella biblioteca. Raggiungeremo il laboratorio dove abili mani esperte trasformano il travertino in oggetti di arredamento e per il rivestimento, per poi raggiungere la sala del campione e la sala che abbiamo definito wow. Bene, iniziamo il nostro viaggio dallo studiolo. Lo studiolo è il luogo dove è il momento di andare oltre alle soluzioni tradizionali, quelle più ovvie, più banali, oltre a questa superficie lavorata semplicemente lucida. Qui con me un vecchio baule, è il simbolo di due viaggi. Il viaggio di papà, che circa 60 anni fa è stato emigrante in Australia e lì ha iniziato a seguire la sua passione per il rivestire con la bellezza gli spazi del vivere quotidiano, e simbolo anche del viaggio che chi ci visita, chi è ospite in Torresan, farà all'interno dell'azienda. Ci troviamo ora nella biblioteca, nella nostra biblioteca, dove abbiamo tutte le nostre lastre, un luogo dove con i nostri visitatori proprio andiamo a sfogliare queste lastre come fosse un libro, in modo tale che il nostro visitatore vede la tonalità, vede la venatura particolare del travertino, ma anche delle sorprese. Possiamo trovare dei fossili. Siamo nel laboratorio, il luogo dove il travertino si trasforma e assume la forma desiderata dai nostri clienti. Le lastre vengono tagliate con una fresa per assumere la dimensione desiderata. Successivamente la superficie può essere lavorata con la linea di levigatura, oppure le lastre possono essere lavorate sulla costa per assumere forme particolari. Però non è da trascurare il fatto che molto spesso le forme sono molto più complesse e quindi di conseguenza ci si avvale dell'impiego di una macchina a controllo numerico. Alla fine dell'intero processo di trasformazione è indispensabile la lavorazione manuale della superficie e, laddove è richiesto, la stuccatura delle porosità. Qui ci troviamo nella zona della finitura manuale, dove i lavorati arrivano una volta che escono dalla macchina a controllo numerico. Fondamentale in questa fase di lavorazione è l'utilizzo delle mani, perché ci aiuta veramente a capire come andare a lavorare, che attrezzi utilizzare, per dare alla superficie il classico effetto pelle che tanto viene apprezzato. Tutta l'area produttiva e l'area espositiva è coperta da un unico Wi-Fi. Questo ci permette di condividere da remoto le nostre esperienze con i visitatori che possono vedere sul loro schermo la nostra lavorazione, le nostre emozioni. Siamo nella sala del campione. È il luogo del confronto, è il luogo dove chi ci visita può osservare le varie selezioni del marmo travertino e apprezzarne le infinite sfumature. Siamo nella sala che abbiamo chiamato wow, perché è l'espressione più frequente per chi ci fa visita. Qui la scoperta dell'origine del travertino
e la visione di numerosi nostri reperti, delle vere e proprie impronte fossili, testimonianza di presenze del passato all'interno del travertino. Ai lati di questa sala, numerosi esempi di impieghi innovativi del travertino. Travertino lavorato in lamina sottile, travertino impiegato per illuminare ed in particolare sarà possibile vedere le lampade realizzate con diffusori in travertino. Diffondere la cultura del travertino e l'esperienza vissuta da Torresana nella scoperta di questo marmo straordinario è sicuramente il nostro principale obiettivo. La nostra sede è a Crespano del Grappa, a 2 passi da Maser, a 2 passi da Asolo, poco lontano dal Grappa. Quindi un territorio nel quale il desiderio di bellezza, il desiderio di condividere emozioni, il desiderio di durare nel tempo sicuramente ha influenzato la nostra esperienza e il progetto in corso ha lo scopo di condividerla.